56 comuni padovani sono andati al voto per scegliere il proprio sindaco. Al primo turno vincono Selvazzano Dentro e Rubano. Selvazzano quasi sicura la conferma di Selvazzano Viva con Giovanna Rossi, sostenuta dal sindaco uscente Enoch Soranzo. A Rubano confermata Sabrina Doni, primo cittadino uscente di centrosinistra che supera lo sfidante Marco Valerio Pedron. Ballottaggi invece per gli altri due comuni con più di 15.000 abitanti. Cadoneghe tra l'uscente Michele Schiavo per il centrosinistra e il candidato di centrodestra Marco Schiesaro. Sfida tutta di centrodestra invece per Monselice con Gianni Manprin, ex vice sindaco di Francesco Lunghi, e la coalizione che sostiene Giorgia Bedin. Caso più unico che raro, il piccolo comune di Campodoro, appena 2.242 elettori. Si va al ballottaggio perché due candidati, Gottardo e Vezzaro, hanno chiuso in perfetta parità. Sceglie la continuità Limena, che dopo il sindaco Giuseppe Costa vota Stefano Tonazzo, che faceva parte della vecchia squadra di governo. A Battaglia Terme confermato il sindaco uscente Massimo Momolo. A Bagnoli di Sopra invece si conferma sindaco Roberto Milan, che durante il suo primo mandato ha dovuto gestire l'emergenza profughi con il grande hub di San Siro. A Campo San Piero rimane il centrosinistra con Katia Maccarone, confermato Alessandro Bolis invece a Carmignano di Brenta. Tra le novità spicca Piazzola sul Brenta con il volto nuovo Walter Milani, e San Giorgio delle Pertiche, dove il sindaco uscente Prevedello perde. Il comune va alla Lega con Daniele Canella. Lega che sempre nell'Alta Padovana conquista il comune commissariato di San Martino di Lupari, e Borgorico dove vince Alberto Stefani, deputato del Carroccio. Dopo 25 anni il centrodestra riconquista anche Curtarolo.